Capitani Imbrò solleva al cielo il primo trofeo della storia straordinaria della De Longhi Treviso, storia di una rinascita, di una seconda vita per la pallacanestro trevigiana che nel giro di pochissimo tempo ha portato alla conquista della Coppa Italia della Serie A2. Nella finale di Porto San Giorgio i biancocelesti, trascinati da un David Logan inarrestabile, hanno sconfitto i rivali storici della Fortitudo Bologna per 84-75, esitando nei primi minuti, poi mettendo in campo una difesa efficace e riuscendo a liberare Logan dalla pressione degli avversari. In sala stampa arriva un coach Menetti in stato di grazia. Lui, ex Montegranaro, parla di un primo trofeo arrivato in un posto che considera magico. È una bella soddisfazione, credo soprattutto una bella soddisfazione per la società, perché Treviso in questi 6 anni ha fatto qualcosa di incredibile, ha sfiorato più volte il fatto di ritornare in Serie A e comunque è ripartita dal nulla e adesso quantomeno così ha un piccolo un fiore all'occhiello che gli possa dare un po' di consapevolezza e soprattutto anche una soddisfazione per la società e per tutti quelli che stanno portando avanti una grande realtà del basket italiano. Coppa che rilancia le ambizioni in campionato, i protagonisti si godono il successo. Da martedì, dicono, si comincerà a ragionare della prossima sfida proprio contro Montegranaro. Sono felicissimo, sono contentissimo, ce la siamo meritata, abbiamo fatto 3 grandi partite, quindi ce la siamo meritata e sono molto felice e tutta la squadra lo è. È stato emozionante soprattutto per me perché essendo capitano a pochi giorni ho alzato il mio primo trofeo, quindi credo sia molto emozionante. Poi è stato, essendo il primo titolo magari della De Longhi, è emozionante, è bello e questo lo dedichiamo soprattutto ai tifosi.